Comunque, forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai. Questo è un limone che è cresciuto gigante, perché è così. Questo è il limone gigante. Questo voglio mangiare con questo, voglio il limonaggio venuto. E questo qua giù da bere nel frigo, perché è bello fresco fresco, è cresciuto. Questo è un limone gigante. Grande Napoli, mamma mia, che goduria, che vi pensavo con Napoli stava soccombendo sul 2-0, era morto? È qua che vi sbagliate, è qua che vi sbagliate, ma proprio qua che vi sbagliate, mamma mia che Napoli, mamma mia, io sul 2-0 pure io poco ci credevo a questa rimonta, però perché? Perché vi spiego subito perché, mamma mia che goduria, mamma mia. Che goduria. Questo è il Napoli che deve essere sempre, perché ci dobbiamo svegliare pure da dire. Il Milan, il primo tempo, anche che il Napoli ha fatto piccole folate là davanti, il Milan ha fatto niente di meno, 2 tiri, 2 gol. E che bello esordio di Ospina. Il primo gol, per l'amor di Dio, sì, ha fatto un bel gol sforbiciato, così, però un gol proprio o poteva parare. Il secondo gol è passato sotto le gambe di Koulibaly e pure là che faccia. Ma sinceramente voglio, mamma mia, godo, ecco la differenza. Non è può dire, faccia dite, io il grande Sarri voglio bene, ma che stia la differenza del grande allenatore? Perché uno carissimi miei, in Napoli, ha riconfermato tutti, ha fatto solo 2 aggiunte, che ancora nei brim di giocare, ancora non le vediamo, ma è la differenza, sapete qual è? Che Napoli è partito col 4-3-3, è stato un Napoli che nel primo tempo poco mi è piaciuto, inizio secondo tempo, ve l'ho detto, il primo tempo ha fatto piccole folate offensive, poi dal gol di Zilischi 1-2 subito, non si è capito niente, il Milan è andato proprio in blackout totale e quindi il Milan andava in blackout e questo cresceva sempre di più, che figurato mi ha reputato la porta del frigorifero. Ehi, Mimmo, e pigliati sto limone zuccoso, e danci le milanisse, a fammo. Mamma mia. Ho visto il Napoli che effettivamente è quel Napoli che volevamo vedere. E la grandezza di Carlo Ancelotti è nel vedere un giocatore che con Sarri non vedevamo nemmeno se passavano 10 anni con Sarri. Sto parlando di Lupertu, un calciatore che è un bravo terzino sinistro, è entrato e già ha fatto il suo dovere, si è integrato subito in partita, ma con Sarri, ma quando vorremmo sto Lupertu? Parlammici chiaro. Fabio Ruiz si è infortunato un po'. Verdi, ancora non lo vorremmo. Però comunque la squadra ha riconfermato. È entrato poi il mio amato amato Trilli, Maroni. Io lo amo più di me a Trilli. Ma che si vedeva proprio che in panchina mi sembrava quel leone che non lo dai da mangiare per 10 giorni, però come appena esce ti vuole sbranare, e subito si è mangiato, come si dice, tutto sto limone, fa mucca, mamma mia, io godo, mamma, Insigne, e gol si fanno, ma pure Zilischi, a parte la doppietta, con quel tiro che
l'hanno lasciato solo, quello era un rigore in movimento, Madonna che si è fumato, voglio. Vogliamo parlare di Insigne pure che si è fumato, Madonna, voglio, le occasioni le abbiamo avute prima che andavamo in vantaggio. Questo è capitato un po' prima del gol è capitato prima il gol di Zilisca e poi dopo sono capitate tutte queste occasioni. Il Napoli è bastato quel poco per prendere fiducia in sé per sé, per il suo potenziale, per capire un poco che dice sto Milano, parliamoci chiaro, che mi fa? Dobbiamo archiviare, mamma mia, io. Professore, tu sai, professore, da dici una cosa, tu sei molto furbo, attenti a Napoli-Milan questa sera, ma ti dico un'altra cosa, se tu che hai fatto, che tu sei furbo, tu poi ti pensi che hai pisciato il culo, ti pensi che io piscio dal culo, che hai fatto? Attenti a Napoli-Milan, mo si vince, giustamente abbiamo vinto noi, meritatissimamente, e giustamente dice, ho detto attenti al Milan, ma sì, malauguratamente noi perdevamo, io ve l'ho detto attenti al Milan, ecco l'intenditore, sto bip, vado cocca, che state a fare? Te e cucca, hai capito? Godo, Lazio e Milan, archiviati subito, però devo fare una piccola critica, non possiamo buttare le partite, perché ma adesso ci è venuta bene, nel senso che abbiamo preso la palla in balzo e giustamente abbiamo sfruttato la situazione, però le partite non si giocano 20 minuti, perché Napoli ha incominciato papà a macinare il gioco a 20, quando abbiamo pareggiato a 25 minuti dalla ripresa, e non va bene. Poverino, tornando al discorso di Carletto Ancelotti, vedete chi è che sa cambiare i moduli in corsa partiti in base alle circostanze? È partito col 4-3-3, poi in corsa col 4-3-2-1, e poi come vi ho detto, ma sto Roberto, ma quando mai vorremmo usare? Questa è la differenza del grande top play come allenatore, questa è la differenza, ragazzi. Io giustamente presso la seconda giornata sono contento per questo mio Napoli che sta rispondendo a chi ora quarto, quinto e sesto posto lo dà, perché ho fatto tutti gli screen, tutti, e io andate sul Neschio, il canale di Neschio dove io sono stato intervistato, ho fatto una classifica, e quella rimarrà sempre. Il Napoli convince con queste vittorie, anche se all'inizio sembra spaesato, ma poi dopo, quando trova il meccanismo e si ingrana nel suo gioco, non ce ne stava nessuno, perché oggi il Napoli ha di nuovo meritato, come con la Lazio in casa loro. Era pesante sta sconfitta se perdevamo 2-0, che poi alla fine sto Milano si è fatto 2 tiri e ha segnato. Ospina, manca una parata ha fatto Ospina, tra virgolette, 2 tiri, 2 gol. E spero che non è chiesto Ospina, anzi all'inizio quando abbiamo dato gol ci tu a Carnesis, ma che bippa fa, invece chi era Ospina. Quindi spero che non è questo. E ci manca pure il rigore, attenzione, un rigore al primo tempo ci manca, che là proprio è stato invaso, ma non mi ricordo chi era il giocatore che ha invaso l'altro, ma quello era rigore. Come fai a fischiare un fallo contro, cioè per il Milan, quando il giocatore del Milan scaraventa a terra da dietro un giocatore del Napoli? Quindi c'era pure un rigore, tra virgolette. Non so voi poi, da son, ma il primo tempo me la so vista sul cellulare con la mia applicazione che ho,
ma si bloccava in continuazione. Ma ha fatto i esauri, già stava perdendo, poi ho continuato a fare esauri, poi secondo te, da son, mi sembra che è andato bene, non si è bloccato e me la so vista bella, in santa pace, dove io godo, godi, limonzone, mua, bello limone su. Ah, c'è venuto il limone. E mo teneva su cocomero giallo. E lo trasformammo in limone. Che mi fa? È sempre giallo, quindi sempre non limonitica ma molonitica. A scorzo romolone, molonitica. Quindi chi ha visto tutto il video, voglio capire se avete visto tutto il video, hashtag molonitica, ok? Per farmi capire che avete visto tutto il video. Ciao, io godo, mamma mia, ma bella vittoria, è soddisfatto sta vittoria, mamma mia, voglio un bacio, vi voglio bene, ma assai, ciao, io un bacione e forza Napoli, sempre, e tu guarda a cucco, esci, vai da cucchi, ciao, io. E forza Napoli. E comunque, forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di